E dopo aver suolato in Ciurciuvint, un paese dentro la Val d'Albut o anche chiamato Canal di San Pieri. La ringa visita una realtà un'evore particolare, il Bosco di Museis. Qui ha vinciato Renato, che nos conterà dal suo progetto di turismo rural e solidale. Perché è un'inglese in un'azienda agricola e agriturismo? Perché non è nome un agriturismo e non è nome un'azienda agricola. La spiritualità tale è il cardine, praticamente la colonna che insieme con il lavoro sostiene i nostri progetti, che è un progetto di accoglienza, di ascolto e di condivisione con le persone. Perché chiacchiamo sempre di ambiente, ma non chiacchiamo di persone. La chiarnia senza persone non ha senso di esistere. Sarebbe un nue, sarebbe un bosco, non avrebbe senso, non avrebbe tradizione, non avrebbe culture, non avrebbe storie. E noi vogliamo dare un'impronta alla storia, alla cultura e alla tradizione locale. Di no crodia di nessun, di no studia all'um, di no chiappasum, lo io di tal scur, lasciami la luce, lo io di tal scur, lasciami la luce. La spiritualità dà un senso alla vita, il lavoro ha per me di sostenere la vita con l'economia. Quali sono le vostre attività di produzione? Noi siamo apicoltori in famiglia da 300 anni. Nome che mio pare, che è un Garibaldi, e anche Garibaldi faceva l'apicoltore a Caprera, ha conosciuto mio mare, che è un eterniele di Trep, e di conseguenza gli hai pensato di esportare la tradizione familiare in Chiarnie. E quindi mi si è inventato un lavoro, come ai 1400 alvears, mi sei stato il primo e con fortuna hai cominciato anche la crisi non era in onde. Quindi abbiamo pensato e sviluppato un'attività familiare trasformandola in una vera e propria economia, con un centenario di referenze che a son che mi permettono sia di vivi che di far vivi la famiglie che lavoro in Cumei e sono ridotto importantissimi di lavoro ai miei giovani. E dopo vi ho dato in cuca sono i miei giovani, non ho i miei 5 figli. E hai tanti figli qui. Troppo conti l'apicoltura in le vostre aziende? Abbiamo un 60% al reddito dai 1400 alveari che portiamo in davanti. A chi si intalorta e sore la serra che non rappresenti assolutamente nuove di redditizi. A servizio in nome a fare un contesto perché abbiamo capito fin dall'inizio che non si può pensare di fare turismo senza localizzare anche in produzione, ovvero la INTA viene qui a fare le ferie e abbiamo piacere di mangiare le nostre salate, di chiattare il parsembul e tutte le robe che è prodotte biologicamente da nostre aziende. E noi, oltre che un agriturismo e un'azienda agricola, insieme anche una fattoria didattiche, quindi i trasmettiamo la nostra cultura ai frutti, ma sono ridotti. Viviamo una fattoria sociale e una comunità di accoglienza. Ci vuole dire fattoria sociale, vuol dire che l'agricoltura a chi ha tornato a scuviarsi la sua vocazione naturale, che è di non discriminazione. In un mondo che discrimina in continuazione, egoista, per principi, che fanno che AIDS non è un problema loro, a chi invece i vergini las partes proprio alle persone in difficoltà, che in tal orto, in tal serra, in tal frutteto, in tante attività d'aziende, attiati un inizio e una fine. E non stanno a bazzilare in chiase, attiati in alda fa, che è importante. E quindi la felicità si realizza non con la coscienza e con la sapienza. La coscienza di essere utile è una roba importantissima e a chi noi applichiamo un gruppo di energie proprio sul benessere fa di coscienza. Cuyente serio, io non mi fasi illusioni, dai miei mi fasi capire come i best dai parons, noi sin furlans, no vin aria tai bregons, con chi si muove si muove, tutta la regione, sei tu pronto? Altro che rivoluzione, i singa sus parquet e perché il nostro insom sing in di mont, che con Kabul il mondo sposta sì, con Cavoia di vei più sorelli in rosta. Una parte importante è l'attività di ospitalità, cui sono le persone che vengono qui? Hanno dei turisti di ogni parte del mondo, chiaramente la maggioria viene da Trieste, da Gorizia, da Pordenone, da Udine, insomma dal Triveneto. Ma c'è che è speciale qui è che l'ospite, chiamiamolo normale, giusto per distinguerlo da che lati, all'inquintre la normalità. In fin dei conti, fra le persone non è una di differenze.
Mil grazie a Renato per averci fatto conoscere questa realtà un lavoro interessante dal Mostra di Musei. Grazie a voi di essere venuti qui e di darmi la possibilità di trasmettere alle persone ce che facciamo in maniera di diventare un'emulazione perché Aitis. Come sta diventando scuro quindi le migliori serate, ringrazio i giovani dal gruppo Nido delle Streghe e Fly Team Paolaro. E Renato dal Bosco di Musei. Chi sto le da Christian E di Francesca. Mandi.